Un incidente verso le 8 lungo la A4 in direzione Padova tra la A57 e la A13 in corrispondenza dello svincolo per l'area di servizio Arino Ovest ha provocato chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia. Il conducente di una bisarca è rimasto incastrato nella cabina guida dopo l'impatto contro un camion che trasportava cereali, riportando gravi ferite. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Padova dai sanitari del SUEM giunti poco dopo sul posto, insieme alla Polstrada, i vigili del fuoco di Mestre che hanno messo in sicurezza i mezzi e il personale di concessioni autostradali venete. I tempi di sgombero e pulizia del manto stradale hanno portato al formarsi di code fino a 11 chilometri. Lavoro per i vigili del fuoco anche domenica sera a Noale lungo via Noalese all'altezza di Moniego. Erano circa le 23 quando due auto per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. Una è carambolata nel fossato all'autostrada. Nell'auto rimasta sulla carreggiata c'erano una mamma ferita e la figlia piccola di 2 anni illesa. Altre 4 persone viaggiavano nell'auto finita nel fosso. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM e 3 di loro trasferiti in codice rosso all'ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi mentre le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate verso le 2. Sempre domenica sera, poco dopo le 21, in via Santa Maria di Campagna, Noventa di Piave, un'auto è uscita di strada finendo contro un palo di cemento. 2 i feriti trasportati all'ospedale in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri.